I tamponi per rilevare la presenza del Covid non sono ad esclusivo appannaggio delle persone, li possono fare anche gli autobus. Accanto alla sanificazione dei mezzi, ATVO, l'azienda di trasporti del Veneto orientale, ha deciso di aggiungere anche questo procedimento per aumentare il livello di sicurezza dei passeggeri. Ogni settimana gli autobus delle linee più utilizzate verranno sottoposti a tampone, raccogliendo campioni nei punti interni che vengono più a contatto con le persone. Pulsanti di prenotazione fermata, maniglioni di salita e discesa e poggiatesta. Il risultato lo avremo fra 3 o 4 giorni, nel frattempo questi mezzi rimarranno fermi. Una volta avuto il risultato ci saranno, allora se il risultato è negativo i mezzi chiaramente torneranno tranquillamente a operare, se invece il risultato è positivo cercheremo di capire qual è il motivo per cui il mezzo presentava il Covid e prenderemo chiaramente le dovute precauzioni. ATVO è l'unica azienda in Italia, assieme alla MOM di Treviso, ad effettuare i tamponi agli autobus per la verifica di eventuali tracce di Covid-19. Alcuni mezzi controllati nel corso della fase sperimentale del progetto non avevano rilevato tracce del virus, così come qualche giorno fa dai controlli dei NAS dei carabinieri, effettuati in tutta Italia nell'ambito dei mezzi di trasporto pubblico, tutto è risultato in ordine sia nei mezzi che all'interno dei terminal. Noi stiamo mettendo in campo tutti i protocolli e che viaggi con tranquillità. Poi è chiaro che la fatalità è sempre dietro l'angolo, non possiamo garantire al 100% nulla, però almeno abbiamo la consapevolezza che stiamo facendo veramente tutto quello che è possibile fare per garantire la salute e la tranquillità dell'utenza.